Tu che hai militato anche in altre squadre, partecipate ad altri campionati sempre di eccellenza, mi sembra di capire, di ricordare. Eccellenza è D. E D. Ecco, come lo giudichi questo campionato e se l'Agrega sia ancora nelle condizioni di poter dire la sua? Io questo campionato, cioè l'eccellenza girone A, non l'ho mai fatto il primo anno. Vedo che il livello di agonismo è molto alto. Un pochettino dal livello tecnico mi aspettavo un po' di più, però ci sono tanti campi difficili e domenica per domenica non è mai, non puoi dare nulla per scontato perché vai a giocare in campi molto diversi, da domenica a domenica cambiano e non è facile riuscire a interpretare ogni partita nel miglior modo possibile perché ci sono sempre insidie diverse. Poi mi aspettavo, vedo comunque la nostra squadra che se avessimo fatto qualche passo falso in meno, magari qualche partita pareggiata, abbiamo pareggiato alcune partite un po' in maniera ingenua, ma abbiamo tante scusanti, abbiamo tante cose a cui poterci aggrappare, però a quest'ora se avessimo fatto, non dico tanto, almeno 2 vittorie anziché 2 pareggi, e a quest'ora ci giocavamo il campionato in maniera migliore. Tu che canti, tu che giochi anche a Big Soccer, ecco, queste sono delle condizioni che dicono che sei un ragazzo che ti diverti a scendere in campo. Sì, è un piacere. In ogni caso io penso, il mio sogno è di fare delle mie passioni un lavoro. Col calcio, tra virgolette, sono riuscito e no, perché siamo sempre tra i dilettanti, quindi diciamo che non c'è stato un risultato altissimo. Però nel mio piccolo ho potuto fare qualcosa di buono nelle varie società in cui ho militato. Col beach soccer siamo ai vertici in Italia, campioni d'Italia, anche se non nel giro della nazionale, quindi diciamo che tento sempre di fare meglio e di migliorarmi giorno per giorno, senza abbassare la guardia. Con la musica è una passione che procede da tempo, è nata per scherzo, però adesso sto cominciando a condividere la mia musica, le mie parole con la gente, perché credo che sia il bello della musica è quello, trasmettere qualcosa, se hai qualcosa da dire, qualcosa da condividere, è giusto che venga condiviso, che poi possa diventare un lavoro o meno, questo è un fattore secondario, l'importante è fare tutto nella maniera migliore possibile e darsi da fare.